La Regione appretta sa manovra e sa avvertenza de sas intradas che in si stadu pro recuperare 1,7 miliardos e n'ha de essere pronta a su disafio che in su governo, ma sa con tierra che in Roma a barra aperta vinzas pro industria e energia, in su sulcis prusannottu Porto Vesme e su casu RVM. Desas pagina de su giornale La Nuova Sardegna sa presidente critica esecutivo de Giorgia Meloni e no attistentau a arribare sa risposta de Fratelli d'Italia. Salvatore De Ida, presidente desa Commissione Trasportos in sa Camera, nata chisa presidente scumbinta che esistino i sorbonos e stannare sossuos e sormalos totus os ateros. Desa sparagolar desa torde conclui De Ida pare chi non appa fiducia manco in sa giunta sua. In sa chistione st interveniu vinza su deputau e coordinatore de su partiu in Sardegna Francesco Mura. Sì chi s'allerta pros avrebbe desunilo in Sardegna e no in sa provincia di Aristanis e Bia, ube sos casos sicuro sono 39 e batto sormortos. Unu contagio nuovo l'hanno registrato in su Campidano de Mesu, est un uomine de più di 80 anni de Sardara. A pustir de era accusato dolore muscolare e unu malessere in totus a carena, l'hanno ricoverato in si spidale de Santuengiu e han confermato sa positividade a su virus, che l'hanno avocao a pustir dell'aer fattus as curas necessarias e commest in domo sua su monitoraggio sanitario. E su secondo caso in su comune, su primo de metà di agosto, s'ASL de su Campidano de Mesu ha posto in campo diretto a misuras previdias propone l'ACANA sos contagioso. Secondo l'ultimo bullettino dell'Istituto Superiore de Sanidade, aggiornato a subindichi de Sant'Ugavine, in su 2025 in Italia sos casos sicuro sono 767. Sos contagioso come pare in pruspaco rispetto a sos mese de istiu, quando vini dechinas a in Sardara l'azienda sanitaria pedia su comune di avviare interventi urgenti di disinfestazione in sa zona ovista su paziente e a Furriu, finza a 200 metri di distanza. Su sindaco Giorgio Zucca firma un'ordinanza che dispone una scantar misura di prevenzione, però come di fatti non esistono i vaccini e manco terapia adatta scontra s'avrebbe desunilo e dunque proprio supra la prevenzione si deve puntare. Sambisia è di diventare una città universitaria vera a misura dei studenti, proluvà che serve in infrastrutture modernas e capace di trattenere proprio sui studenti finza a scuola orario delle lezioni. In Nugoro l'amministrazione comunale considera l'università una grande opportunità per dare impelli da suo territorio, ma per un disafio di affrontare che in una mirada strategica, considerando vinza su fatto che quest'anno pure sono iscritti sono medasa e sono in crescita. Ma che in su comincio del anno accademico questo rau appizzo su problema dei servizi per i studenti, che a sas aulas e a sos alloggios, oggetto di una mozione dei consiglieri comunale Mauro Manca, che assessore Domenico Cabula, con partiti appoggiata. In sintesi, che in sostraballos provrunire la città di un campus universitario in s'area des ex artiglieria. Andare a traballare si chinde chi nistiu in iverru si deve gerrare contra a supu di ore a sos arrabbioso, una situazione che pro sos operatori della zona industriale de Prado in Nugoro andata da innanti dai 8 anni, dai can hanno aperto in mezzo de sos capannones industriali su centro de compostaggio gestiu de su consorzio industriale provinciale de Nugoro. Annos che pro sos operatori de s'area industriale hanno avuto protestas, provate dialogo, denunzias, ma senza profetto per uno. Come però non si depode prusca, sos problema non pertoccano a pezzi che traballati in Prado, ma vorrà puro a uno scantos chilometro di distanza, ponendo in pericolo la crescita economica di un territorio già in crisi. Una malattia respiratoria ha costrinto Patrizia a ponere a banda la carriera sportiva agonistica che l'ha accompagnata zommai pro tutta la vita. Un corpo mezzano pro chi vive si sporca in passione, ma non sa cabo del suo percorso. Patrizia non si rendia, a costato suo sta arribao Pablo, un cane che in poco tempo si è diventato più di un companzo. Amborduosi in soscampo del suo centro cinofilo de Tattari, hanno avravicato un ligamene forte mudando amistà in una squadra. E proprio grazie a sa complicità e a sa forza soro, Patrizia e Pablo hanno partecipato a sos campionato mondiale di agility e paragility dog e sindesi cundoso. Una vinchida che conta una storia di forza, passione e renaschida, frutto del traballo, sacrificio e momento difficile.